Siamo con Marco Zafi, grande protagonista soprattutto negli ultimi 4 secondi, ma in tutta la partita. Una vittoria per il vostro Montecchio che vi rilancia in chiave playoff e a Palerignani tanta roba. Sì, decisamente è stata una partita veramente dura e eravamo anche andati troppo sotto, sai, quando quasi inizia a perdere le speranze, ma siamo riusciti a rientrare in carreggiata con 2 gol uno dietro l'altro e lì ci si è aperto un mondo, scandendo sempre il solito osso duro, niente da dire, sempre bravi. Poi oggi la pista ha dato fortuna a noi, insomma. Ecco, una cosa che è saltata all'occhio, va bene, qualche errore di impostazione nel primo tempo che è costata un po' qualche gol, un po' disattenzioni sanguinose, poi nel secondo tempo la difesa che si è registrata molto bene e neanche un fallo di squadra, avete reagito veramente da squadra matura. Sì, quello è quello che ci manca un po' ultimamente a livello di falli di squadra, di gestione, sai, ci mettiamo troppo cuore, dicono, quindi è una certa quando la partita diventa un po' scalderina, iniziano a volare falli, invece oggi ci siamo comportati tutti molto bene e poi peccato, sai, il blu lì alla fine, ma lì capita, ma non rientra in questo tipo di errori, insomma. Adesso, prossima partita il derby col Tiene, un Tiene lanciatissimo dalla vittoria del Coppa Italia, comunque al di là di questo ci sarà da soffrire per tutte le squadre fino alla fine perché i playoff secondo me si decideranno alle ultime giornate. Sì, chiaro, questo campionato da 2 è veramente incredibile, è da tanto che non vedevo, cioè, dalla prima all'ultima siamo lì, quindi tutta da giocare, sia per la chiave playoff sia che per la retrocessione ancora. Grazie e complimenti ancora. Grazie a te.